Buongiorno. Allora, buongiorno, sono Maria Pesaro, io sono venuta via da Capodistria a 18 anni. Gli ultimi 2 anni però sono stati un po' pesanti perché avevano chiuso i blocchi, non potevamo venire via e abbiamo assistito a tante cose non belle. Per esempio, non erano proprio quelli di Tito che facevano i malanni a Capodistria o anche negli altri posti, erano i comunisti italiani o anche slavi che si sono buttati con Tito. Per esempio, sono venuti con un camion da Isola, erano tutto comunisti e hanno ucciso 2 persone. Uno negoziante che era fuori delle porte della Muda e che aveva negozio di alimentari e un altro che abitava in Ponte, anche lui che aveva un negozietto. Questo è un fatto. Poi a me è successa un'altra cosa. Intanto c'era sempre uno di Sistiana, slavo di Sistiana, che era venuto a Capodistria. Dopo avevamo saputo che era di Sistiana, quando siamo venuti ad abitare qua. E questo qua faceva parte dell'Osna. Osna era la polizia a Capodistria e quelli che anche ti buttavano nelle foibe. Capito? E questo qua parlava sloveno, che noi non sapevamo il sloveno, e una sera nel nostro piazzale, noi abitavamo in primo piano, e gridava Posor, Posor. E mio padre, chiamano Pesaro, spegni le luci, chiudi dentro. Pieni di paura eravamo, ecco, pieni di paura. Hai capito? E dopo però ti racconto cosa è successo quando sono venuta via da Capodistria e nel 57, 2 febbraio, dopo essere stata nel campo profughi, sono venuta ad abitare a Sistiana. E a Sistiana mi è capitato di conoscere questo famoso che era venuto a Capodistria, perché eravamo tutti e due, io ero per la Democrazia Cristiana, scrutatrice, c'erano le votazioni, e lui era per la lista slovena. Allora mi venne vicino, ma lei sempre tutta seria, non parla, non sorride. E io col dito puntato su di lui, perché mi ricordo di lei a Capodistria, quando lei era dall'Osna, quanta paura ci ha fatto prendere. Zitto, preso e andato via. Immagino. Fatto bene, no? Sì. E dopo qua, pian piano, insomma, ci siamo integrati e ho trovato anche lavoro e tutto. E, insomma, è andato bene, una bella vita. Sì. Mi sono sposata, ho avuto 2 figli che sono bravissimi, nipoti bravissimi, bene, sono felice. Vecchia ma felice. Basta così? È anche un bel ricordo di qua. Ma qua, guarda, a me piace tanto questo Borgo San Mauro. Ci sono state tante cose, belle manifestazioni, adesso un po' meno. Ma una volta eravamo proprio in un paradiso qua in Borgo. È stato bellissimo. Ok, grazie mille. Wow.